È duro Augustin Breda, storico rappresentante sindacale, FIOM CGIL dell'Electrolux di Susegana. La bozza del nuovo decreto sull'estensione dal 15 ottobre del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati non va proprio giù al sindacalista. Per poter lavorare, se uno ha deciso di non vaccinarsi in una fase, come dico, tra l'altro di regressione, ha deciso di non vaccinarsi e per non vaccinarsi rischia di non poter avere un reddito, di entrare al lavoro, cioè le ritorsioni, le discriminazioni sono di questa portata, io lo trovo come sindacalista, come cittadino e come lavoratore un aspetto inaccettabile. Ma a non piacere a Breda, che specifica essere vaccinato e in possesso del Green Pass, è il capitolo dedicato ai tamponi a pagamento per chi non vorrà immunizzarsi. Ma se il decreto dovesse avere quelle caratteristiche, nel caso dell'assenza del tampone, il rischio o del licenziamento o della sospensione totale dalla retribuzione, l'impossibilità di avere i tamponi, è anche una misura classista, perché chi ha i soldi si può permettere i tamponi e chi non li ha no. Dura anche la presa di posizione nei confronti dello stesso sindacato. Trovo debole la posizione sindacale che dice tamponi gratis, ma se non succede non dice niente. Ecco, questa roba qui io non la capisco perché la trovo uno strumento profondamente ritorsivo contro i lavoratori. Se come richiesto dalle sigle sindacali non si dovesse arrivare alla gratuità dei tamponi, per Breda l'unica strada è lo sciopero. Io credo che tutto il sindacato dovrebbe ribellarsi, compreso il sindacato che dice giustamente che i tamponi devono essere gratuiti, ma se poi non lo saranno dovrebbe fare un passo in più perché se no dichiara una cosa e non fa nulla e questo a me sembrerebbe un modo strano di far sindacato.